ho chiamato questo locale Raise. Raise come parola mi piace molto. In Veneto significa le radici, quindi per me le radici significa le tradizioni e anche i valori legati al territorio. Le nostre radici non le dobbiamo dimenticare. Quello che ci hanno lasciato i nostri nonni è un'esperienza che hanno vissuto loro e che noi vorremmo far vivere a quelli che verranno. Il legame col territorio per me è tutto, anche perché io sono nato a Padova e mio papà e i miei nonni sono di Padova e siamo 3 generazioni di pasticcerie e di pasticceri e ci tramandiamo quindi tutti i dolci, tutte le ricette. Non dimentichiamo che molte tradizioni alimentari servivano proprio a accompagnare anche il benessere delle persone. Per esempio, oggi si parla tanto di fare qualche digiuno, ma non dimentichiamoci che a suo tempo la cultura del digiuno ha dentro tutte le religioni, tradizioni. Quindi più stiamo legati alle tradizioni, quasi quasi riusciamo proprio a dare anche l'alimentazione appropriata, l'alimentazione corretta. Qua sicuramente 100 anni che si folparo nelle piazze, noi sarà di 40. Anche prima, sì. Sto banchetto qua era su De Cencio ancora 40 anni fa, sto banchetto qua, a parte sotto, queste varie che sono etichette davanti, è antichissimo. Sotto. Era su De Cencio. Ah sì. Che era lo Sticaro che aveva aperto questo banchetto qua davanti ai Graziati. Sì. E dopo si aveva trasferito dentro in botteghetta e da via il banchetto mio papà a comprare. Possiamo parlare in Veneto? Sì. Giusto? Assolutamente. Ma era dirmi parlava in italiano. ma che sappia me, cioè che mi volevo parlare in dialetto, però ho detto magari. Noi siamo forti con l'aperitivo, con calice di vino accompagnato da dei cicchetti. I cicchetti sono, possiamo chiamare i finger food veneti, sono bruschettine da mangiare, stuzzicare insieme a un calice di vino, un'ombra di vino. E per esempio qua abbiamo pollentina con baccalà mantecato, baccalà fritto, questa è una mozzarella in carrozza con acciughe. E qui abbiamo anche sardine in saor. Le mie radici sono cinesi e ne sono molto fiero. Però per il fatto che negli ultimi 15 anni ho sempre vissuto qua, quindi il mio essere, tra virgolette, italiano-cinese è il frutto della fusione di queste due culture. Ho vissuto tutti questi anni in Italia a Padova, quindi Padova la considero la mia seconda casa. Sono proprio nato con un pensiero tradizionalista, legato al mio territorio, alla mia città. Non seguo la moda, ossia mi piace vedere, mi piace informarmi, mi piace aggiornarmi, però a me piace mantenere la tradizione. E qui ce l'hanno. Se tu vedi sotto la Z, la prima ricetta è zabaione. Ci sono un po' di grammature. Nel fondo del disco lo strato di zabaione. Adesso andrò ad adagiare sopra un disco di pan di Spagna. Adesso andremo a bagnare il pan di Spagna con la nostra bagna al liquore Benevento. Cioccolato plastico, andrò a cominciare a mettere ai lati. Si adagia proprio a creste perché comunque deve dare un senso di movimento. È molto sottile questo cioccolato plastico e quindi è voluminoso e dà al dolce l'altezza necessaria per essere presentato bene.
Pazientina io la conosco da quando sono nato perché è proprio la torta di Padova. E la pazientina si dice che risalga ai primi del Novecento, la facevano i monaci benedettini dell'abbazia di Praglia. E un monastero, essendo di campagna, ha sempre avuto delle attività anche di campagna, e ovviamente anche quello della viticoltura e produzione di vino. Quello che produciamo per vendere, 10 ettari di vigna, per la nostra produzione va bene, non è, come si dice, una produzione di nicchia, nel senso non puntiamo al grande mercato da vino da tavola o altro, ma di fare più sulla qualità che sulla quantità. Ecco. Usiamo anche penso che siamo gli unici che utilizzano per produrre sfumanti il metodo classico. Usiamo il metodo fondato da un monaco in Francia, Dom Pérignon, conosciuto per il champagne. E viene usato questo metodo classico per produrre i nostri spumanti, che sono quasi tutti prodotti in questo modo, con questa tipologia. Da noi quello che è imprescindibile è di avere in quanto tale un'attività che sia una vera attività, nel senso i monasteri benedettini appunto dividono la loro vita tra preghiera e lavoro, studio, un lavoro che sia capace, diciamo, di produrre un qualcosa che sia utile, quindi non un lavoro passatempo, ma un lavoro che concretizza infatti quella che è l'attività spirituale. Pia Unione Macellai Militi dell'Immacolata nasce nel 1866. Nasce a riparo di uno sfregio che è stato fatto a una icona in terracotta situata nella mezzadria sotto il salone. I macellai hanno preso l'icona, l'hanno staccata dal muro e l'hanno portata in salvo dentro la chiesa di San Clemente. Noi intanto siamo fieri di essere un'associazione quasi unica, ce n'è un'altra a Roma di questo genere di macellai, però non ce ne sono molte, è singolare, infatti la maggior parte della gente pensa sono macellai, insomma, ecco, però noi la portiamo con fede. Anzi, dirò di più, noi quando portiamo queste reliquie e anche questa sera la Madonna è una commozione grande comunque tutte le volte che usciamo. Quindi... Anzi, il 13 giugno la gente ci aspetta, è ormai diventato un appuntamento che noi ci siamo, ma non noi in quanto noi macellai o la nostra associazione, in quanto a quello che noi rappresentiamo e portiamo. Siamo sotto il Salone, un luogo unico, un luogo straordinario. Abbiamo superato gli 800 anni di storia. Nel 1218 è iniziata la realizzazione del complesso monumentale del Palazzo della Ragione e poi l'anno successivo sono state aperte le botteghe qua sotto. Quindi qui ha fatto la spesa una serie di personaggi storici padovani incredibili. Basti pensare a Galileo Galilei che si soffermava tra queste botteghe per scegliere i migliori prodotti della gastronomia padovana. È un luogo di riferimento proprio perché le botteghe portano in città, e storicamente l'hanno sempre fatto, i migliori prodotti delle coltivazioni e degli allevamenti del territorio, e ciò che è importante è mantenere ancora oggi questo tipo di legame e di tradizione, per cui i padovani sanno che qui sotto il Salone possono trovare il meglio dei prodotti poi da mettere nella propria tavola e che rispettano anche l'identità e la cultura del territorio.
cosa ha avuto? Sarà l'aria della piazza, la passione che abbiamo per fare sta roba, non so, l'amore. Quando che viene qua la gente in foresta e mi dice, mi scusi, non è mica la forchettina, no, accidenti, qua si mangia con stuzzicadente che in Padova, e stuzzicadente è il famoso spuncione. Quindi dobbiamo assolutamente tenere, e mi dico, guarda ragazzi, l'unica tradizione che abbiamo qua a Padova è una tradizione con lo stuzzicadente ecologico e sostenibile, tutto quello che voi, perché è un piatto che va condiviso al nostro qua in piazza, soprattutto a ora dell'aperitivo, arriva i tosi, tu hai un folpi 3-4, tu hai un spritz nel prosecco e bevi insieme, e mangi insieme. E il passaggio sotto il salone non sia solo il passaggio per la spesa, ma sia un'esperienza. Quell'esperienza che serve anche per caratterizzare un'offerta turistica della città che è sì una città d'arte, ma che attraverso la valorizzazione della propria storia, della propria cultura, della propria identità, che passa attraverso il cibo, passa attraverso questi luoghi, riesce a creare quell'unicum per cui l'esperienza padovana rimane scolpita nella memoria di chi può vivere, anche passando qua sotto, qualche giorno all'interno della nostra città. Riscoprire la storia, le tradizioni culinarie, secondo me potrà essere molto utile proprio per affiancare anche tutti i vari percorsi di cura come è già nelle nostre residenze. Avere le cucine all'interno delle residenze è fondamentale per dare la qualità del prodotto ai nostri ospiti, ma non dimentichiamo che i nostri ospiti rappresentano la storia del Veneto, rappresentano la storia dei territori dove sono accolti, e la storia è fatta di fatti, di accadimenti, ma soprattutto è fatta anche della cultura, quella basata sull'alimentazione, sulle tradizioni proprio quelle vere che vengono dalla campagna, dalla terra, perché i prodotti che vengono in cucina arrivano da lì. Allora, il mulo ferma tutto, che vi spiego. E il mulo è l'incrocio tra il muso e il cavallo. E il muso è una roba sola. Come non te torna? E il mulo è l'incrocio con asino e cavallo. E l'asino è il muso, e l'asino è il muso. L'asino è il muso. La straecca è un termine dialettale, sarebbe il diaframma dell'animale, del cavallo. Carne secca, abbiamo ricevuto anche una riconoscenza a livello DECO, denominazione comunale, perché il prodotto della carne secca è nato a Legnaro. E ancora oggi portiamo avanti questa tradizione, non più ovviamente a camino perché non è più possibile sotto il punto di vista sanitario, ma con dei forni che portano avanti lo stesso sistema di cottura e affumicatura. Un buon risotto con la carne secca è sempre quello che fa bella figura in cucina.